L'omicidio aspresiano della 31enne Anica Panfile, i carabinieri del RIS di Parma nella casa dell'ex datore di lavoro Franco Battaglia, il mistero del buco di un'ora dal loro incontro a quello con un ipotetico terzo soggetto. Una sentenza destinata a far discutere, niente ergastolo per il muratore che uccise la moglie a martellate a Pove del Grappa. Nel 2021 la Corte d'Appello di Venezia riduce la pena a 24 anni. I presunti pestaggi in questura a Verona, oggi gli interrogatori, solo uno dei 5 agenti arrestati ha deciso di parlarne di fronte al giudice. Si è presentato alla polizia il proprietario del cavo di nylon che domenica ha provocato la morte dell'imprenditore 65enne Feltrin sulla Treviso Mare, è indagato per omicidio colposo. Si schianta con l'auto contro il muro di recinzione di un'abitazione, dramma nella notte a Mareno di Piave, a perdere la vita un cuoco 57enne di Conegliano. Nel Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi e molti volti veneti della politica e dell'industria che hanno voluto prendere parte alle esequie. Per il presidente Zaia il Cavaliere è sempre stato accanto al Veneto. Una festa di Sant'Antonio da record per il gruppo Media Nord-Est Rete Veneta, che ha trasmesso in diretta la lunga giornata di celebrazioni. È la prima TV in assoluto per ascolti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il giallo di Anica, il giallo del Piave in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché quella di oggi è stata una giornata di sopralluoghi ad Arcade, nella casa di Franco Battaglia. Si indaga senza soluzione di continuità, tra l'altro si deve fare luce su un buco di un'ora dall'incontro tra Battaglia e Anica e quello con un ipotetico terzo soggetto. Prima il giardino, poi gli interni. Casa Battaglia è stata battuta palmo a palmo nella prima giornata di sopralluoghi da parte del RIS di Parma, accanto agli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, guidati dal tenente colonnello Giovanni Mura. L'inizio delle operazioni in via Europa ad Arcade alle 9:40 del mattino. Con i militari ci sono anche il PM, titolare dell'inchiesta, Valeria Peruzzo, e le legali del proprietario di casa, Franco Battaglia, appunto 76 anni, attualmente l'unico indagato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata esanime sul greto del Piave. L'uomo sarebbe stato l'ultimo a vedere la donna, ex dipendente della sua pescheria a Spresiano, attività che rimane aperta, così come l'indagato, sul quale non pendono misure restrittive, continua a lavorare e vivere una vita normale per quanto possibile. Posso solo dirvi che, come vedete, sono in corso delle attività di indagine, per cui al momento la difesa non rilascia nessuna dichiarazione. Lei ha sentito il suo assistito? Mi scusi. Avvocato, possiamo sapere dov'è Battaglia? Solo questo? Può dirci qualcosa? Vi chiedo solo la cortesia di lasciarci lavorare. Capisco che il vostro lavoro, adesso dobbiamo concentrarci su questa fase qua. Nella villetta da lunedì scorso, sotto sequestro, si cercano tracce di un possibile passaggio di Anica, le impronte, il DNA. Chiaro che i metri più sensibili siano quelli tra il pianerottolo di casa e il garage del seminterrato. Sotto osservazione ci sono anche le auto di proprietà di Battaglia. Si tratta di capire se tra queste mura ci sia stata un'aggressione letale, con il corpo della donna trasportato poi nei pressi del canale della Vittoria e qui abbandonato per essere trascinato dalla corrente. Ipotesi o suggestione saranno le analisi a stabilirlo. A presenziare alle operazioni c'è anche Fabio Amadio, legale dell'attuale compagno di Anica. Siamo venuti a vedere le operazioni del RIS, ci auguriamo che ne esca qualcosa. Potrei entrare, ma sinceramente c'è già troppa gente e ho avuto l'impressione che il comandante dei RIS preferisse non avere tanta gente dentro per poter operare meglio, per cui sicuramente la mia posizione non è una posizione che necessiti di essere presente. Le mie indagini le sta facendo il RIS. Chiarezza che chiedono in tanti qui ad Arcade, dove però i dubbi sono ancora tanti, troppi. Io parlo personalmente, io non penso che sia quel che sia, non mi sembrava una persona così, visti i suoi trascorsi. Non credo che uno abbia ancora in mente di fare o di passare anni e anni dove non deve andare. Sarebbe assurdo che andasse a rovinarsi gli ultimi anni di vita per cosa? Tanto donne ne ha, soldi ne ha, che senso ha? È già pratico praticamente di tutto, no? Farsi fregare a 76 anni. No, secondo me no. Vedo sempre quelle pattuglie e speriamo che venga fuori il colpevole praticamente.
Una sentenza destinata a far discutere, niente ergastolo per il muratore che uccise la moglie a martellate a Pove del Grappa. Nel 2021 la Corte d'Appello di Venezia ha ridotto la pena a 24 anni. Pena ridotta a 24 anni per Jazim Alla, il muratore albanese che nell'aprile del 2021 uccise con 12 martellate la moglie Dorina nella loro casa di Pove del Grappa. È la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha riformato quella di primo grado della Corte d'Assise di Vicenza che aveva condannato il muratore 54enne all'ergastolo. In aula è prevalsa la tesi della difesa dell'avvocato Chiara Bellini che ha puntato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come il comportamento collaborativo, la situazione familiare e le testimonianze di vicini e parenti, oltre al fatto che l'uomo non aveva precedenti penali e aveva confessato subito il delitto. Il femminicidio avvenne nella casa della coppia a Pove del Grappa, una lite violenta e i 2 figli minorenni che avevano trovato rifugio sotto il letto della loro cameretta mentre avveniva l'omicidio della mamma. La Corte d'Appello di Venezia ha revocato anche la decadenza della responsabilità genitoriale, confermata invece la provvisionale da 100.000 euro per ciascuno dei 2 figli. A Verona ora per i presunti pestaggi in questura, oggi gli interrogatori. Inchiesta sulle presunte torture in questura a Verona, il giorno degli interrogatori dei 5 agenti delle volanti arrestati per i pestaggi nel cosiddetto acquario, la sala dei fermati con una delle 4 pareti in plexiglass trasparente. Solamente uno ha deciso di parlare fornendo parziali ammissioni, raccontando di aver solamente reagito alla provocazione di uno dei soggetti condotti in quella stanza. Ha spiegato e ridimensionato l'accusa di tortura, ha sottolineato al termine dell'interrogatorio il suo legale. Gli altri 4 poliziotti si sono avvalsi invece della facoltà di non rispondere. Per uno di loro è stata preannunciata la presentazione di una memoria difensiva con elementi oggettivi a discarico. Da una bodycam sarebbe possibile estrapolare delle immagini riprese dagli agenti a loro tutela sui fatti contestati. Il giudice di fronte al quale si sono presentati i 5 agenti sentirà anche gli altri 17 indagati e fisserà un incidente probatorio per verbalizzare e fissare le dichiarazioni delle presunte vittime dei pestaggi in questura. Si è costituito il proprietario del filo di nylon che ha ucciso il motociclista Gastone Feltrin, 65enne, lungo la Treviso Mare domenica sera. Si tratterebbe di un agricoltore della zona. È stato un episodio di assoluta sfortuna, le cui valenze penali verranno poi valutate nell'ambito delle indagini che sono ancora in corso. Si è costituito alla polizia stradale l'agricoltore 60enne della zona, proprietario del filo di nylon che ha ucciso Gastone Feltrin, il motociclista 65enne, domenica scorsa lungo la Treviso Mare. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La vittima era in sella alla sua Harley Davidson quando è arrivato in località Roncade si è trovato il filo all'altezza del collo. Un veicolo si è mosso attraversando la Treviso Mare in senso trasversale e aveva attaccato un cavo, questo di nylon, che dall'altro lato era attaccato a un supporto fisso e quindi era teso e disgraziatamente si trovava proprio in una posizione di tensione che attraversava la carreggiata stradale nel momento in cui è sopraggiunto il motociclista e oltretutto era anche all'altezza del motociclista. Nulla da fare per il motociclista, l'impatto devastante, il filo teso da una parte all'altra della strada lo ha decapitato. Immediatamente sono scattate le indagini della polizia stradale intervenuta sul posto, la tempestiva attività di sopralluogo, l'acquisizione dei filmati e gli accertamenti effettuati hanno consentito di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Importante è stato il rinvenimento dello stesso tipo di filo di nylon di colore arancione all'interno di un podere coltivato a vigneto che ha consentito di individuarne il relativo produttore. Il responsabile, resosi conto di essere stato ormai individuato dagli uomini della Polizia di Stato giunti davanti alla sua abitazione, consigliato dai legali a cui si è affidato, ha deciso di presentarsi presso l'ufficio di polizia. L'uomo è stato deferito per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Ennesimo incidente sul lavoro, vittima un 22enne di Caorle.
Era un operaio specializzato in lavori in quota alla rete elettrica. Ad essergli fatale è stata proprio una caduta da un traliccio dell'alta tensione mentre era al lavoro nella zona industriale di Castagnato, in provincia di Brescia. Sami Makukuli aveva appena 22 anni, era cresciuto in Albania ma poi si era trasferito a Caorle. Abitava col padre a Porto Santa Margherita. In Albania erano rimasti la madre e il fratello, oltre alla fidanzata che avrebbe presto sposato. La tragedia si è verificata martedì pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della caduta la rottura di un grosso cavo di sicurezza, ma saranno le indagini dei tecnici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, intervenuti per i rilievi assieme ai carabinieri, a chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. L'unica certezza è che Sami è precipitato da quasi 50 metri d'altezza, una caduta che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto sul colpo. Ed è l'ennesima vittima sul lavoro, un altro nome che si aggiunge alla drammatica lista di chi non è più tornato a casa da una giornata di lavoro. Oggi a Mirano l'ultimo saluto al piccolo Andrea, vittima di un incidente stradale sabato scorso. Sul feretro le rose rosse e bianche, una maglietta con le firme di chi gli voleva bene e la sua foto, quella di un bambino che tutti definiscono sorridente, aperto agli altri e sempre disponibile. Nel corso di quest'anno ti abbiamo visto costruire ponti tra i tuoi compagni affinché nessuno si sentisse mai escluso. Questo eri tu, Andrea, il collante che teneva insieme la classe. Oltre 1000 persone questa mattina hanno voluto dire addio ad Andrea Marigo, il bimbo di 11 anni che sabato scorso ha perso la vita in un incidente stradale in sella alla sua amata bicicletta. La cerimonia funebre si è svolta nel campo sportivo di Campo Croce di Mirano, un luogo che Andrea amava, il pallone e la bicicletta, le sue grandi passioni. I nuovi compagni della prima media appena conclusa e gli insegnanti, quelli delle elementari, gli animatori, mamma, papà, la sorella e i nonni. Tra le lacrime forse l'incredulità nel dover dire addio a una vita spezzata troppo presto. Con la scintilla di quell'amore che ci è durato durante la tua breve vita, ma preziosa. Con tanto amore e affetto, le tue maestre. Presente il sindaco Baggio e altri primi cittadini, così come l'ex sindaco Pavanello. È una tragedia che non si può commentare, che lascia senza fiato, senza parole. Io ringrazio i sindaci dei comuni vicini che hanno voluto farci sentire la loro presenza e ringrazio soprattutto la città, i cittadini e cittadini, i bambini, le ragazze, per come sono riusciti a stringersi intorno alla famiglia. Decretato il lutto cittadino con i negozi rimasti chiusi durante la celebrazione che è terminata con il lancio di palloncini bianchi e colorati. Ciao Andrea. Poi il corteo ha accompagnato Andrea nel suo ultimo viaggio. E nella notte si è registrato un altro dramma sulle strade del Veneto. A Mareno è morto un uomo di 57 anni. C'era un'auto particolarmente distrutta e c'era una persona incastrata e non era ancora, parlava ancora, non è morta sul colpo. Le ultime parole: imprigionato tra le lamiere della sua Opel Corsa. È morto con l'arrivo dei soccorsi Walter Ronchi, 57enne di Conegliano, dopo lo schianto nella notte contro un muro di un'abitazione a Mareno di Piave. Erano da poco passate le 2 quando Ronchi, lungo via Conegliano, ha perso il controllo della sua auto per poi schiantarsi contro il muro di una recinzione. Un impatto fortissimo, l'auto completamente distrutta. Immediato l'arrivo del SUEM, dei carabinieri e i vigili del fuoco, chiamati dai vicini di casa, svegliati da un forte boato.
Per estrarre il 57enne, tagliate dai soccorritori, le portiere e la cappotta del veicolo, ma per il Walter Ronchi non c'è stato nulla da fare. Dispiace molto, tra l'altro una persona conosciuta in città che aveva gestito anche un bar in centro. In questo caso piangiamo un cittadino che era stato per molti un punto di riferimento, una persona molto generosa e che purtroppo mancherà alla città, mancherà ai suoi familiari, mancherà alle persone che lo hanno conosciuto. Una comunità in lutto per Walter Ronchi, cuoco 57enne che negli ultimi anni abitava con il padre nella frazione di Sette Borghi. Via Conegliano a Marino di Piave, luogo dell'incidente, teatro di numerose tragedie stradali. Qui nello stesso punto è morto qualche anno fa, diversi anni fa insomma, un'altra persona, ma pochi anni fa dall'altra parte del ponte del Monticano è morta una ragazza, poco distante ancora di più. Dall'altra parte della strada, 5 anni fa, 4 ragazzi hanno rischiato la vita perché hanno fatto un grossissimo incidente, hanno travolto anche lì tutta la recinzione. Non sono servite le strisce pedonali volute dai residenti per contenere la velocità delle auto. Ora l'appello è per nuovi interventi di sicurezza. Cercheremo di incontrare anche loro insieme al comandante dei Vigili Urbani e capire su quella strada che interventi si possono fare. E andiamo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, c'era un pezzo di Veneto. Un lungo applauso, iniziato nel piazzale del Duomo di Milano e proseguito all'interno, quando pochi minuti prima delle 15 il feretro di Silvio Berlusconi arriva in cattedrale. All'esterno ci sono almeno 10.000 persone. Qualcuno stringe in mano le bandiere di Forza Italia, altri sventolano quelle del Milan. La chiesa è gremita, in prima fila i figli di Berlusconi e la compagna Marta Fascina. C'è il capo dello Stato, Sergio Mattarella, l'ex presidente del Consiglio, Mario Draghi. Molti rappresentanti del mondo politico e imprenditoriale veneto, giunti nel capoluogo lombardo per l'ultimo saluto. Ci sono il ministro Carlo Nordio, sua una delle tante corone di fiori poste all'esterno, insieme agli altri membri del governo, con la premier Giorgia Meloni. C'è il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, l'onorevole Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. Tra i primi ad arrivare in cattedrale il governatore del Veneto, Zaia. Una persona geniale, generosa e assolutamente di una creatività unica, quindi me lo ricordo dal Consiglio dei Ministri, però ho continuato a mantenere rapporti e assolutamente se ne va un pezzo di terra. Devo anche dire che lui ha sempre dimostrato una grande vicinanza al Veneto e questo io lo voglio riconoscere perché c'è stato con il Passante, con Mose, con le alluvioni e lui è sempre stato presente. Noi abbiamo avuto 10.040 persone alluvionate, è tornato poi con l'acqua grande del 2019. Mi ha chiamato anche durante il Covid. Veneto rappresentato anche dai tanti imprenditori. Il patron della Diesel, Renzo Rosso, Alessandro Benetton, Massimo Doris, figlio di Ennio, scomparso nel novembre 2021. Proprio in occasione del suo funerale ci fu l'ultimo uscita ufficiale nella nostra regione di Berlusconi. Presente anche Paolo Scaroni, vicentino, presidente del Milan. Ed erano tanti gli ex giocatori rossoneri arrivati per l'ultimo saluto al loro presidente, da Baresi a Boban, da Galli ad Albertini. E ci sono poi leader internazionali come il premier ungherese Orban, il presidente del Senato, la Russa, e ci sono anche gli avversari politici di Berlusconi, da Renzi ad Elly Schlein. Durante l'omelia, l'arcivescovo Mario Delpini ha tracciato un ritratto di Berlusconi, imprenditore, politico, uomo. Vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche e continuare a sorridere, a sfidare, a contrastare, a sorridere di fronte agli insulti, vivere e sentire le forze esaurirsi. Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena, ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applauda e chi lo detesta. Al termine delle esequie, come all'inizio, ci sono solo i cori dei tifosi milanisti e un grande applauso ad accompagnare il feretro nel suo ultimo viaggio. Pubblicità, a fra poco.
Di nuovo in diretta per ritornare a parlarvi della festa di Sant'Antonio. La tredicina si è conclusa ieri, vi abbiamo trasmesso in diretta l'evento ed è stato un record di ascolti. È un record storico quello che ha fatto registrare ieri Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, per l'appuntamento con la festa di Sant'Antonio. Una lunga diretta per portare nelle vostre case tutte le emozioni di una giornata che ha unito fedeli, pellegrini e telespettatori in 800.000 davanti alle 3 TV del nostro network, che conferma ancora una volta la propria leadership assoluta nel panorama delle televisioni locali per ascolto medio certificato Auditel. Rete Veneta, prima televisione assoluta per ascolti, con 330.000 persone che hanno seguito le celebrazioni sul canale 14, e questo risultato straordinario si riflette sul grafico degli ascolti diffuso dall'Auditel, che certifica quotidianamente i dati delle emittenti venete. Un evento che milioni di fedeli in tutto il mondo hanno potuto vedere anche sui social del Santo, grazie proprio al lavoro di Media Nord-Est, che fin dalle 5:30 del mattino ha seguito e raccontato in diretta ogni fase dei festeggiamenti del 13 giugno. Sant'Antonio è uno di famiglia. È uno proprio di famiglia. Sentirsi e farvi sentire in famiglia. Questo è ciò che volevamo trasmettere e questo è ciò che voi avete percepito. Emozioni che hanno bucato lo schermo, un'unione fortissima che ribadisce ancora una volta la solidità del rapporto tra Sant'Antonio e il suo popolo e tra le nostre emittenti e la gente. Eccola l'analisi della giornata televisiva di martedì 13 giugno grazie ai dati certificati Auditel, la cui distribuzione è molto chiara. Sempre nettissima la differenza nel confronto diretto tra Rete Veneta e Telechiara del gruppo Videomedia, le 2 TV che trasmettevano in diretta l'evento. Come si può vedere chiaramente dal grafico Auditel, l'attenzione dei veneti davanti alla TV si è concentrata quasi esclusivamente su quanto lo sforzo di giornalisti, operatori, tecnici e registi del gruppo Media Nord-Est ha permesso di portare nelle vostre case. La devozione ha unito in un grande abbraccio un intero popolo, un rapporto che non ha eguali e che abbiamo avuto l'onore di poter raccontare anche quest'anno, premiati da quanti hanno voluto tributare un pensiero, una preghiera, un atto di devozione anche da casa, un'emozione grande anche per noi. E dal Veneto è tutto, vi lascio al meteo, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Poche novità dal punto di vista meteorologico, tempo buono ma con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 15 giugno mostra il consueto soleggiamento in pianura con cielo poco nuvoloso, ma ci mostra anche una maggiore variabilità in montagna con alcuni temporali di calore sulle Dolomiti. Temperature in aumento lieve, minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio sulle Alpi e localmente anche in pianura. Temperature minime sui 15-18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, ma nel pomeriggio non si esclude lo sviluppo di temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.